Occhiali tra fashion e salute per un comparto leader dal bellunese nel mondo, che colgono il Giro d'Italia come occasione di vetrina, come ci spiega il presidente dell'ANFAO, Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici. A noi fa veramente piacere come Anfao Mido essere oggi presenti qui a Belluno. Crediamo che oggi si possano effettivamente celebrare due eventi importantissimi per il Made in Italy. Il Giro d'Italia, che è apprezzato in Italia ma anche tanto all'estero, è un prodotto iconico come l'occhiale. Una vetrina per un distretto che è fatto soprattutto di esportazione e che vede il prodotto italiano imporsi su tutti i mercati. È buona opportunità perché l'ICE Agenzia sponsorizza la maglia ciclamino del Giro d'Italia e vuole dedicare ogni tappa alle eccellenze dei distretti produttivi che la tappa attraversa, e quindi quella Belluno Marmolada non poteva che essere dedicata al settore dell'occhialeria, così importante per l'export, e dove l'export è così importante per il settore. Legittima e più che giustificata la soddisfazione di chi ha voluto l'evento per portare il mondo imprenditoriale più vicino a quella che è la sua utenza finale. L'occhiale è fondamentale. Ovviamente noi esportiamo tantissimo, ma è fondamentale per il benessere di questo territorio. A me piace richiamare l'industria ed il benessere, perché sono due cose che vanno di pari passo, e speriamo di continuare così. I numeri sono eccezionali del mondo dell'occhialeria, per cui ci aspettiamo un 2023 e un 2024 in crescita, sperando che poi tutte le problematiche che invece ci coinvolgono pian piano scemino e lasciino il mondo più tranquillo e soprattutto le persone più tranquille anche di lavorare serenamente in pace.